Io andrei a chiudere questo momento diciamo istituzionale, dove ci sono state tante voci dal Parlamento europeo, dall'UNESCO, dalle università in Sicilia, fuori dalla Sicilia, chiudendo con Aurelio Latorre, che ho conosciuto in un convegno a Messina, organizzato da Davide Liotta, che appunto lavora presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi qua l'istituzione di riferimento è quella nazionale italiana, ma che è molto appassionato da tanto tempo del tema del siciliano, ci ha aiutato molto anche nel percorso di organizzazione di questo evento, di impostazione e di diciamo risultato e obiettivo finale. Infatti a te Aurelio do il compito di fare un po' la sommatoria di quello che ci siamo detti, perché tra un po' ritorniamo al lato artistico. Grazie Ignazio, grazie a tutti voi. Oltre a lavorare dal 2001 alla Presidenza del Consiglio, ho avuto la possibilità di lavorare circa 10 anni all'estero, in diversi paesi dell'Europa dell'Est, dove il compito era impegnativo quanto quello che abbiamo oggi. Il compito cioè era, come responsabile dei diversi progetti, fare in modo che le cose cambiassero in determinati settori, riforma della giustizia, riforma della pubblica amministrazione, economia di mercato, cambiassero nel breve tempo di 1 anno, 2 anni, che quello era il tempo del progetto, e quindi quello era l'ingrato compito che dovevo svolgere. I miei amici mi hanno spesso detto: ma tu fai tutte queste cose per i governi italiani o esteri, ma per la tua terra? E allora questo ha fatto nascere in me il bisogno di dedicarmi con passione ai temi di cui discutiamo oggi. Questa, diciamo, è un'argomentazione razionale, ma ci sono anche 2 altri buonissimi motivi che illustrerei nella prossima slide, la prossima. I 2 buonissimi motivi sono Emma e Adriano, che sono i miei figli, e che sono nati a Roma, ma hanno anche il sangue siciliano per ovvi motivi. E le 3 bandierine che ci sono sotto le loro fotografie rappresentano le 3 identità che sono di questi 2 bambini, come di tante migliaia di altri bambini. Le 3 identità, quella siciliana, quella italiana, quella europea. E questo io volevo sottolinearlo perché si dice, come sapete, c'è un detto che dice che conoscere una lingua in più è come avere un'anima in più. E io ci credo fortemente. Io sono stato esposto nella mia vita a una ventina di lingue, ovviamente non le parlo tutte, forse un terzo, però ognuna di esse mi ha arricchito fortemente di qualcosa, a maggior ragione quelle con le quali posso esprimere i miei sentimenti o le mie idee. Quindi io credo molto a questo proverbio e credo che questo debba aiutarci nel rapporto con le nuove generazioni. Perché la lingua non è uno strumento di comunicazione soltanto, perché altrimenti anche l'italiano potremmo abolire. Usiamo l'inglese in tutto il mondo, lingua unica, moneta unica, e siamo tutti più contenti. No, non è solo uno strumento di comunicazione, è un patrimonio che ci viene dai nostri avi ed è quindi una parte della nostra identità, una parte della nostra anima, e questo è il motivo per cui io con i miei figli ogni sera quasi, da quando sono loro, diciamo, in grado di capire, gli leggo delle storie che sono partite dalla mitologia greca, dalla storia greca, dal periodo greco della storia siciliana, le storie di Giufà e così via. E questo ha portato in loro, io credo, un arricchimento, e io sono convinto che se questi 2 bambini avessero partecipato a quel sondaggio citato nell'interessantissimo intervento del professor Ruffino, alla domanda che cos'è per voi il dialetto, io penso che entrambi questi bambini avrebbero risposto: il siciliano è una lingua dorata o d'oro, perché questo è quello che loro hanno assimilato, probabilmente dall'ambito familiare, e questo mi porta a sottolineare una cosa, che io credo che il compito nostro come genitori
E il compito degli educatori nelle scuole, come nelle università, come in tutte le altre occasioni, incluse quelle associative e volontaristiche, è un binomio fondamentale che può cambiare la direzione delle cose. Perché dico cambiare la direzione delle cose? Perché ci sono dei segnali che non sono buoni. Andiamo alla prossima slide. Io riassumerò velocemente alcune cose che, per ripassarle tra di noi. La Sicilia è l'unica regione a statuto speciale la cui lingua non è riconosciuta nella legge del 99, che però riconosce il sardo e il friulano. E sardo e friulano e siciliano, io non vedo questa differenza così netta tale da metterle in categorie così diverse. Nella prossima slide abbiamo, se ne è già parlato, una legge regionale che avrebbe voluto inserire il patrimonio storico, culturale e linguistico nelle scuole e mi risulta che l'attuazione sia stata molto timida. Se noi intervistassimo per la strada le giovani generazioni e chiedessimo qualche nozione sulla storia siciliana, sullo statuto o anche cosa rappresenta il simbolo della Sicilia, avremmo probabilmente risposte deludenti. C'è un vuoto, c'è un'ignoranza e a mio parere qualcosa bisognerebbe fare in più. Se andiamo nella prossima slide, io ho fatto un divertissement, un esercizio per vedere se il siciliano fosse una delle lingue del Parlamento europeo, dove si troverebbe. E come vedete non starebbe in fondo alla classifica, ma sarebbe più o meno a metà, insieme all'inglese peraltro, adesso a seguito della Brexit. L'inglese è un po' particolare. Sì. No, ma era per spiegare come il siciliano non sia, diversamente per esempio dal maltese, non sia una lingua di poco conto, anche da un punto di vista numerico. E c'è poi nella prossima slide, con l'aiuto di Aliona, sì, grazie, c'è il fatto che è già stato detto, la rete dei siciliani all'estero è immensa, questo l'abbiamo già detto tante volte, ma chiediamoci cosa è stato fatto in questi ultimi decenni per rivitalizzare questa rete, per mantenere il contatto con i nostri cugini che sono in Australia o negli Stati Uniti o in Sud America. Qui abbiamo il professor Cipolla, a me risulta che la sua grammatica, che è internazionalmente riconosciuta, credo sia la 4ª edizione negli Stati Uniti, ma insomma, usata pochissimo, non voglio usare altri aggettivi, usata pochissimo in Italia e in Sicilia. C'è probabilmente qualcosa da ripensare anche su questo, anche perché il siciliano che parlano i nostri cugini di oltreoceano è probabilmente un siciliano da cui noi avremmo tanto da imparare, proprio perché loro hanno preservato molto del bagaglio lessicale, per esempio, che noi invece adesso stiamo perdendo, perché come è stato giustamente detto tendiamo a italianizzare, anzi a sicilianizzare dei termini italiani o inglesi, e questo è come se avessimo un bicchiere di whisky, mezzo bicchiere, in cui mano a mano aggiungiamo dell'acqua. Il risultato finale sarà un whisky diluito, non sarà un whisky della stessa qualità. La domanda che mi farete voi è: ok, hai detto che dovremmo cambiare le cose, ma come? In che modo? Con quale strategia? Con quale approccio? E qui andiamo nella prossima slide, perché ci sono secondo me 3 linee di azione. La prima è questa, il manifesto, e andiamo anzi alla prossima slide. Voi avrete notato che c'era scritto Altiero Spinelli all'entrata al Parlamento europeo e uno dei motivi è il contributo che lui ha dato all'idea europea, il quale contributo si è fondato inizialmente su un manifesto. E noi crediamo che il manifesto, anche per il siciliano, possa essere un atto simbolico ma anche pratico e operativo per segnare un cambio di passo. Come strutturare un manifesto e perché? Un manifesto rappresenterebbe un insieme di
innanzitutto avrebbe una premessa, andiamo alla prossima slide, avrebbe una serie di premesse sul perché il siciliano è un patrimonio da difendere e avrebbe una parte operativa nella quale noi potremmo declinare una serie di azioni che possiamo fare e nella cui efficacia noi crediamo. Ecco, questo potrebbe essere la struttura del manifesto che io spero che in esito a questo evento possa vedere la luce, anche perché sarebbe un atto simbolico di grande importanza che noi potremmo presentare alle istituzioni. Noi avevamo qui l'assessore all'istruzione presente, ma anche sarebbe il simbolo di un'altra cosa importante, il fatto che noi siciliani, che spesso non brilliamo per coordinamento e per unità di vedute, troviamo invece un linguaggio comune, è il caso di dirlo, su un documento che prescrive una visione per il futuro. Quindi io credo molto in questo. E poi velocemente cito altre due cose, che a parte il manifesto per sua struttura deve essere un documento agile, sintetico, di immediato impatto, ma accanto al manifesto, a mio parere, andiamo alla prossima slide, occorre un altro tipo di documento, che probabilmente sarà qualcosa di questo tipo, cioè un piano d'azione che declini le linee prioritarie del manifesto in una serie di azioni concrete, le quali devono coinvolgere tutti noi, tutte le categorie, il piano artistico come il piano delle scuole, come l'accademia, come i mass media e i giornalisti e così via. Insomma, non elenco tutte le categorie citate, ma ecco, ritengo che comunque anche lì, anche il piano di azione possa rappresentare una bussola per le azioni future. E io nella slide ho citato un terzo punto che è importante e la vostra presenza lo testimonia, che è quello delle iniziative varie, perché al di là dell'approccio e della strategia strutturata che vi ho descritto prima, ben vengano anche le singole iniziative. Ieri ho ricevuto questo, ho ricevuto una traduzione del Vangelo in siciliano, e abbiamo sentito tante altre iniziative. Ci sono delle iniziative spontanee che sorgono e che sono lodevoli, importantissime, e che devono continuare a esserci e che in futuro potranno svolgersi anche all'interno di questo ombrello più grande, di questo coordinamento strategico, che poi altro non è che l'approccio che noi usavamo per i progetti della Commissione europea nei paesi dell'Est di cui vi ho parlato in apertura. Io adesso mi avvio alla conclusione per tornare da dove ero partito. Quando sono venuto qui a Bruxelles, vi dico questo, che mia figlia mi ha detto: ci mancherai, però so che vai per difendere il siciliano. E quindi va bene. E quindi io dedico questa presentazione e questo approccio e questa passione sia ai miei figli, ma a tutti i nostri figli e a tutte le nuove generazioni di siciliani. Grazie, grazie veramente. Grazie Aurelio.